Siamo in Piemonte, a Biella, nella sede ANA degli Alpini e intervistiamo Mario Prelle, alpino di Cavaglià, che 50 anni fa è stato a Moggio Udinese. Mario, cosa ti ricordi? Mi ricordo abbastanza tante cose. Innanzitutto la partenza da Cavaglià alle 6 del mattino con un pulmino di 9 volontari, e poi c'è stato il lungo viaggio fino a Udine. Poi da Udine in poi è stato un po' travagliato perché la situazione stradale non era delle migliori, c'erano macerie un po' dappertutto. Poi verso sera siamo arrivati a Moggio Udinese, ci siamo alloggiati nella struttura, dormitorio, chiamiamolo così. E poi il mattino seguente abbiamo cominciato a fare i primi sopralluoghi nelle varie case che si poteva recuperare almeno qualcosa, o mettere un cavo della luce che potessero almeno vedere alla sera, vedere di mangiare un po' tranquilli. Che incarico ti hanno dato inizialmente? Ma subito ho cominciato a tirare cavi della luce, e poi sono arrivati dei ragazzi, anzi è arrivato un ragazzo del mio paese che era elettricista e gli ho lasciato l'incarico. Io ero tra quelli che andavano a demolire le tramezze dei muri, tirare su coppi, mettere listelli, fare piccole tettoie, recuperare quello che si poteva recuperare, diciamo, tanto che la pioggia non rovinasse del tutto queste povere case. Il resto c'era poco da dire. Il paese era quasi vuoto, c'erano molti vecchi, molte persone anziane, perché lì la gente viveva all'estero, Australia, Germania, Francia, Svizzera. E noi abbiamo cercato di creare un po' di vita costruendo una specie di bar in centro del paese, ma poca roba, però serviva da così fare un po' di convivenza con questa gente. Ti ricordi qualcosa, ad esempio, non so, della chiesa, della parrocchia? Quello che mi rimane ancora impressionato adesso è che il campanile della chiesa non c'era più. Il campanile era per terra, le campane rotte giù per terra. Mi ricordo la trave del colmo, aveva una lunghezza circa 18 metri, chissà che pianta era quella lì, una cosa impressionante. Boh. Comunque io ho fatto il mio periodo, sono stato contento e ancora oggi mi sento un amico dei friulani, anche se sono piemontese, e va bene così. E diciamo, tra gli amici, chi è che ti ricordi delle persone che c'erano con te, che hanno lavorato con te? Allora, con me c'erano dei personaggi piuttosto noti nel biellese, perché diciamo che c'era il Memo Contini, un imprenditore, il dottor Scribanti, ginecologo, l'ingegner Schneider. Cosa faceva il ginecologo? Ma il ginecologo faceva un po' di tutto, anche lui si adattava, perché probabilmente lui era venuto con lo scopo magari di curare qualcuno, ma malati tra di noi non ce n'erano, sicuro. E anche lui si partecipava a quello che facevamo noi, dava una mano un po' dappertutto. Di più non ricordo se in particolare fosse andato a curare delle persone, questo non lo so, non lo so. Persone di Cavaglià che ti ricordi che c'erano con te prima di te? No, prima di me di Cavaglià non c'era nessuno. Io mi ricordo che è arrivato il Maurizio Priante, che era un figlio di un alpino, lui il militare non l'aveva fatto, addirittura andavamo a scuola insieme a Ivrea, lui era un elettricista. Quando io ho smesso di fare l'elettricista, che non ero elettricista, ho dato l'incarico a lui. Io sono andato a buttare giù muri e mettere tegole. Poi è passato il periodo
siamo tornati a casa a lavorare nell'industria. Quanto tempo sei stato lì? Ma una settimana, perché avevo una settimana di ferie e ne ho approfittato. Di Cavaglià ti ricordi se c'era qualcun altro, tipo, so che c'era il Guido Bertone, Renato Ecco, Catto. di Cavaglià poi l'ho saputo in seguito che c'era poi un alpino che era Catto Renato, che purtroppo è già defunto, e poi ce n'era un altro che addirittura proprio non sapevo che era andato a lavorare a Moggio Udinese, che era il Guido Bertone. Addirittura non sapevo nemmeno che era un alpino, io non lo sapevo. E poi ho scoperto tutte queste belle cose. Quando c'eri tu erano già state costruite questi prefabbricati, tipo quello che poi abbiamo preso noi per la nostra sede di Cavaglià? No. Quando c'ero io c'era delle tende, qualcuno dormiva in qualche tettoia, qualcuno fortunato aveva ancora la casa intera. No, le costruzioni, cioè i prefabbricati sono arrivati più tardi, penso verso la fine dell'anno. Mi sembra di ricordare che forse l'Austria era tra le prime che ha dato una grossa mano con i prefabbricati di legno. Però forse prima ancora c'erano dei box, però io non li ho visti. Anche perché quando io ho finito il mio turno, poi è venuto il mese di agosto, è venuto il mese di settembre, mi sembra che verso la metà o circa il 20 di settembre è arrivata un'altra scossa che ha spianato, non dico tutto quello che avevamo fatto, ma ci è mancato poco. E lì è stata di nuovo una botta per quella gente che non se la meritavano. Avresti piacere di tornare a vedere com'è adesso? Ma io sono tornato in un'occasione di una donata di Udine degli anni 90, credo. E sono tornato, diciamo, dopo 6 anni dall'ultima volta che ero stato a Moggio Udinese. Non ho più riconosciuto Moggio Udinese perché non mi trovavo più dove ero, non sapevo più dove ero, perché era talmente cambiato che ho faticato molto a capire dove ero io quando lavoravo, ecco. Sì. E ricordi qualche persona lì del posto, qualche nome, qualcuno che avesse un'attività, non so, un'attività professionale? Sì, io mi ricordo dove abbiamo lavorato, soprattutto in centro paese, che era il palazzo che era di proprietà della pettinatrice, quella che aveva la professione, faceva la pettinatrice. Poi mi ricordo che c'era un signore che mi sfugge il nome, ma era un ferroviere, ma penso che quelle persone lì non ci siano più. Poi mi ricordavo vagamente il sindaco, che poi queste persone di Moggio Udinese, diciamo nell'autunno dello stesso anno sono venute a Europa, che abbiamo fatto un raduno di tutti in particolare, quelle che avevano lavorato nel cantiere, e abbiamo fatto una grande fotografia che io conservo nella sede degli Alpini di Cavaglià, che c'è tutta la platea di fronte al Palazzo Meteorologico di Europa, no? La scalinata. Certo. Ecco. C'è una bella foto e lì c'è anche il coro di Moggio Udinese in quella fotografia. Certo. Ecco. Poi non ho più avuto contatti. Sono passati 50 anni, mi farebbe piacere tornare. Va bene, vedremo di tornare a giugno tutti insieme. Bene. Vediamo di organizzarle e di andare tutti insieme a giugno. Molto bene. Grazie Mario. Prego.